Sì. Sta qua, ho meluto, non so che stop. Ma che è successo? Ma sta niente. Vieni a perdere poca acqua che sotto, No, ma sta la verità non è acqua. Che Purtroppo sapete che non ce la facevi più. Ma chi si fa proprio schifo? Ma tu proprio si no, me l'utro, mi fatica così, fatica, ma cartopiere che si perde di incontinenza ne tengo più. Ma mica ha fatto pure un tuo cambio. Però oggi fatto mese un bastone a roba, vabbè, anche la va meglio, sa secca meglio. Chiama perché mamma chiama questo primo signore, si chiama Sabatino Cinquegrane. Prima mi parla qui. Prima un po'. Sabatino, ma che fa questo provocatore? Che fa? Robbi fravagamenti, robbi marmolo. Robbi marmolo, chi? Sì. Io mi ricordavo a chi. 5 gradi. Sabatino 5 gradi, pronto? Pronto? Buonasera, 5 grane. 5 grana. Signor, che ne sa, 5 grani, sempre voi sì. Sono Mastaniello, provocatore, ci sta Sapatiello. No, non sta. Mannaggia, voi siete la moglie, la figlia, che sì? La figlia. Quando le dire, perché ci stanno ammasciate che ci fa papà, ma siccome non ci sta... 20 anni. E allora pigli carta e penna, segna un momento, sì, Ieri sì. sono un po' mi capite che la roba che ci ha scaricato. Allora, 34 sacchetti di giumento. Aspetta, ma io ero stato, ma ora un numero suo. Scusate. Facete sta cortesia, amabile. Tre, un numero di cellulare. Ustarei? Sì. Ehi. Dite. Bro. Signori, monitorare sto numero. 328. Amabile. Sì. Sì. Ehi. Sì. Ok, grazie, mi ci lei, state buono. Amabile. La pigliamo. È attaccato dove? Ma ma chi la quando sono innamorato chi se ne cose giù? Ma perdo tempo. L'amore che fa. Mannaggia, ma pure quando mi innamorai cettino, ma era bella la moglie vostra, che a me non volevo cettino, no? No, pigliai un per i porci schiattare di rino. E così si faceva una così si faceva capace. Bella. Chi non ci fanno i tatuaggi, ci facetti io tatuaggi. Che mamma Sabatino, spazzai i rini. Ma stai non pubblicizzate la violenza sulle donne. Ma pare. Poca. Come si chiama chi? Chiamami la da Sabatino, mi piace un numero. Abbiamo fissato questo Sabatillo, però prima diciamo, chi ci aspetta la gente ogni mercoledì a Birnarì? Volimo che mi fa qua. È pure occupato, andiamo numeri, miseria. E si sono fa provocare, non hanno capito che di questo tempo, ma i soldi, scarseggi. La papera Rugalecci. Chiamamma a Gragnana, che la fanno venire buono. Stiamo chiamando Antonio Cuomo. Ti tiene una muratella la coppa, va giù. Come mi piace. Pronto, Cuomo? Sì. Chi è, Tonino? Sono Antonio, sì. Antonio, Tonino, a voi va che trovare. Sono Mastaniello, buonasera, un provocatore, buonasera. Buonasera. Sentite, noi teniamo la roba coppa che mi stiamo giolati Castellamarca, ma si chiama Gragnano, no? Voleva capire, potremmo scaricare stasera, o veniamo rimane a mattina? Ok, buono. La roba per provocare, scusate, faccio un provocatore, mica te che cioccolata coppa cami. Ma allora ti pigliate uno per notte. Aspettate un momento. Allora, vai. Antonio Cuomo. Via San Giacomo Gragnano. Ci troviamo? Sì. E allora siete voi, scusate, ieri sera arrivate su Fax che dice che mi scarica sta roba che da provocare. Che mi famo? Ma da razza, che è? Ma come da razza? È la roba per provocare, è il giumento. Ma non so che in già provocare, ma avete pigliato un po' notte. Ma sta lì, per cortesia. Scusate un attimo, Nando, scusate un attimo. Trattato da buona casa sente che chi sta un mezzo rinfardo. Vabbè, qui c'è un mezzo che sta scimanuto, chi sta perciò, che te cavoli. No, come ha trattato la buona casa sente che è uno che non è che capisce assai, è un grande ignorante. Prima un po' ma con che alla che gli ignorante la prima cosa? Che stai zitto tu? Allora, sentite, Nando, scusate, io voglio mi ogni tanto dice verità. Si ha fatto un bottigliere di vino, capito? Allora, noi teniamo sta roba coppa che, ma veniamo stasera, lo scarichiamo, può darsi che ha ordinato qualcuno a nome vostro, vi ho pigliato, che è buona, hai capito? No, io non voglio niente, Serrò. Sentite, allora, fammi fare un respiro profondo, perché mamma comincia a intussicare. Nando, scusate un attimo solo, ma Sani, non vi pigliate, voglio non vi arrabbiate. Ma voi accadere a sta roba, fatemi sapere. Nando, aspettate un secondo in linea, ma Sani, non vi incazzate. Si sente che chi sta non mi è rinfardo, non mi è ignorante, ma parlate. Non ti preoccupare, fammi parlare con me, non parli qui. Allora, Nando. Sentite, noi sta roba mostriamo coppo che a rete non ci possiamo portare da voi. Io porto il logo, scaricato e ci date 300 euro. Vabbè, aspettate, mi sa. Non ci capito.
Ma che roba è? Allora, su 37 sacchetti di giumento, un quintale di ciume, 28 pacche di gioco, una Ma spezzarecchia, voi hanno portato coccolonata sta roba. 18 kg di spine di pesce, una pecora. Ma che state, secondo me, sta roba è nota. Sì, di ma non ce la faccio giù, questa roba la ce la porta a te, io non volendo sto casta, sì. Ma dai, vuoi venire a parlare così con me, colo? Ma ti faccio parlare con moglie, ma... E passami a bugiere! Ehi, ma con me chi sei? Ma, signor, ma vuoi dire la numarita che hanno portato spizia? Ah, se siete me che già, Allora, c'è cominciato a capo, non lavoro. Ah, sai, se siete me. Aspettate un momento. Ma che... Ma stai, che siamo chi era Ronaldo? Eh. Antonio Cuomo, come si chiama? Don Antonio Cuomo. Che Antonio Cuomo. Che quando era giovane sta femmina è stata una poca di buono, parlate piano piano. Che lo sanno tenuto Ma che che ben la prende, sai? Signor, io sono fravigatore, quello che basta a capo, cioè, signor, come lo chiamate voi? Ah, ho fabricato che basta tappa. Allora, io tengo sta roba in coppa cami, no? Io sta roba c'è scarica logo, aiuto l'ordinazione a RSI, che stiamo facendo un bordello. Scusate, non siamo noi. Ma come siete? Controlliamo una volta, Giovanni? Allora, Antonio Cuomo, via San Giacomo Gragnano. Signor, scusate, ma voi come vi chiamate? Via San Giacomo Gragnano. Ehi! Ma voi non fanno chiesto niente, non sappiamo niente proprio. Signora! Ma roba è proprio, ma noi non siamo noi. Signora, ma voi siete la moglie di Ronaldo? Ma come Antonino? Signor, voi siete la moglie di Ronaldo? Io sono la moglie. Siete che la bella femmina che quando era figliolo teneva un bello pietro rosso come... Come lo siete? Siete che la bella figliolo che quando era giovane teneva quello bello pietro che teneva sempre a fuori che io No, guardavo. non sto nessuno piattato. Aspettate, signor. No, non hai da parlare proprio, che queste cose non sono qui, non hai da parlare. Ma signor, che a voi vi piace questa mezza e grana, che avrà un po'. La signora non ha visto Panuzzi. Ha visto? Ma Signor. state pazziando? No, che stiamo pazziando per un anno, signor. Allora, Antonio Cuomo, stasera vengo là, scarica tutta sta roba, mi date 300 euro e me ne va a casa. Ronco 300 euro veniva da casa. Ehi. Non sono venuto verità, tu quanto me ne dai, che io non so niente proprio, che sta roba non parliamo proprio. Ma che già roba è proprio? Ma chi vi sa, chi vi conosce? Che bella Che me carboniere aveva fatto portare, ma verità che hai dobbiamo dare per io. Ti ricordi che lo bello pizza è pizza a metro, no? Che questo è un ragazzo. Signor, per piacere, non sballiamo mo cavo, ok? Signor, Signor, poi dice che chiamalo un momento, dai. tenete sempre presente. Chiamano un momento, ci mangiano un panuzzo là, ce lo diciamo e poi ce ne andiamo. Solo che ci voglio dire che sono chilo là, hai capito? Perché quando hai ragione. Che sta innamoratella mia, la coppia, hai capito? Hai capito? Io teniamo una innamoratella, vengo. Pronto, può passare un attimo a tua moglie, Tonino? Chi è? Insomma, sta nera, ci siamo seduti un minuto fa, Tonino. Ma si è arteriosclerotico, sai, però insomma... Ma chi è che sta fa risata allora? Dani! Ehi! Ando, ma dimmi la verità, ma moglie ti tiene sempre che lo bello pizzi per te. Com'era bello moglie quando eravamo giovani, ma io sei stato più fortunato di noi, che te le pigliate. Senta, Tonino, noi siamo arrivati qua, stiamo a 5 minuti. Ci può preparare un panuzzo pure, ce li portiamo a casa. Non proprio 4 tanto buono. Tanto buono. Ma sta lì, e manco oggi sei brava. I Dappi su Radio Kiss Kiss Napoli. Villa Diamante.